TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Un doppio appuntamento per festeggiare insieme l'ultima notte del 2024 e salutare così l'arrivo del nuovo anno. Per Capodanno tornano a Venezia i tradizionali fuochi d'artificio, mentre si potrà ballare a Mestre in Piazza Ferretto con la musica di Virgin Radio. Organizzato da Vela SpA per conto dell'amministrazione comunale di Venezia, il Capodanno 2024 propone un'ampia possibilità di scelta per cittadini e visitatori di ogni età. Info e orari presso tutti gli approdi nel sito www.actv.it, nel sito di Venezia Unica www.veneziaunica.it e sui canali social istituzionali. Cambiamo argomento. Venezia è anche ricerca, divulgazione scientifica, conoscenza, lo studio delle biodiversità, il nuovo panorama che la vede protagonista assieme ad altre 5 città italiane in un progetto a firma del CNR del valore di una decina di milioni di euro. Un volano occupazionale da 600 nuove posizioni in tutta Italia. Un team di una settantina di ricercatori a Venezia. La città guarda al futuro sulla strada verso il gateway della biodiversità, ambiziosa piattaforma fisica e virtuale che punta a mettere in contatto la comunità scientifica che si occupa di biodiversità con il sistema delle imprese, le pubbliche amministrazioni e il pubblico in generale. Il gateway fisico, con la prossima primavera, a Venezia aprirà la sua sede nella storica casa del CNR in Laguna, precisamente in Riva Sette Martiri. Parliamo di sport e di poco fa la notizia che l'Umana Reyer Venezia comunica in una nota ufficiale che a causa delle avverse previsioni meteo previste, l'evento programmato per oggi, giovedì 19 dicembre alle ore 18:30 in Piazza Ferretto a Mestre, è stato annullato. Ringraziamo tutti coloro che avevano pianificato di partecipare, prosegue nella nota il club Oro Granata. Vi aspettiamo numerosi domenica 22 alle 16:30 al Taliercio per la sfida contro Germani Brescia. E la Giunta Comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, mobilità e viabilità Francesca Zaccariotto, di concerto con l'assessore allo sport Andrea Tomaello, ha approvato il progetto per la realizzazione a Saccafisola di un campo da calcetto per migliorare l'offerta sportiva garantita dall'adiacente campo da calcio esistente, un provvedimento a cui a fine ottobre il Consiglio Comunale aveva dato il via libera. Il progetto prevede un investimento di 200.000 euro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.